Si presenta oggi la lista di Indipendenza Veneta, mancano 50 giorni per cambiare un Veneto di cui non vi siete mai sentiti rappresentati. No, diciamo che il Veneto in effetti è diventato uno zimbello di uno Stato che ormai si è dimostrato predatore di risorse, incapace di dare risposte di giustizia, di organizzazione, di semplificazione della burocrazia, insomma uno Stato che più non ci rappresenta. Fortunatamente noi abbiamo idee, siamo portatori di valori identitari, siamo portatori di proposte e la proposta dell'indipendenza col metodo democratico, quindi in esercizio del diritto di autodeterminazione, è l'unica proposta che ci consente di uscire dal guaio del fallimento italiano. 49 candidati, imprenditori civili non fatti di politica, insomma. Diciamo che i nostri candidati sono prevalentemente persone della società civile, del mondo dell'impresa, del mondo del lavoro, persone che hanno a che fare quotidianamente con i gravi problemi che attanagliano la vita di tutti noi, dei cittadini, e quindi persone che hanno piena consapevolezza che bisogna adottare grandi decisioni, scelte nuove, cambiare completamente registro. Noi non siamo contro l'Italia, ma non vogliamo che l'Italia sia ostacolo al nostro cambiamento. Noi vogliamo che l'Italia sia interlocutore del Veneto in un passaggio di esercizio democratico verso l'indipendenza, che il cambiamento rivoluzionario è l'unico cambiamento che ci può dare un futuro. Per impedire, per esempio, che i nostri giovani fuggano all'estero, siamo invasi dagli immigrati e al tempo stesso abbiamo una emigrazione di giovani, di neolaureati che se ne devono andare all'estero perché questo territorio è stato sterilizzato di tutte le sue potenzialità, di tutte le sue energie e non è più in grado di dare risposte lavorative anche a figure professionali qualificate. Noi abbiamo bisogno di invertire la rotta, abbiamo bisogno di difendere il nostro futuro, lo facciamo in modo serio con un progetto che o lo si condivide o lo si avversa, ma non lo si può ignorare, che è il progetto dell'indipendenza. È l'unico punto del nostro programma e questa è la cosa bella. Riguarda il diritto di voto sul tema dell'indipendenza, che noi vogliamo sia quanto prima oggetto del referendum, che probabilmente il 28 di aprile la Corte Costituzionale dirà che non si può fare dichiarando l'illegittimità della legge 16 del 2014, ma che noi vogliamo riproporre immediatamente nella prima seduta di quello che noi non consideriamo più un Consiglio regionale ma un Parlamento Veneto Costituente.